Negli ultimi decenni in effetti la popolazione dell'aquila reale è pressoché raddoppiata in tutta la Sardegna, rispetto a 30 anni fa sono sicuramente quasi il doppio, più del doppio. Un servizio del telegiornale di Videolina su uno straordinario nido accompagna Parma, dove si fa il punto nazionale sullo stato di salute di questo magnifico animale, la notizia che in Sardegna il numero delle aquile è praticamente raddoppiato. I dati della provincia di Cagliari sono stati raccolti dal naturalista Maurizio Medda, quelli della provincia di Sassari da Mauro Sanna, la costa nord occidentale da Fofo Campus e inoltre ha collaborato il gruppo ornitologico sardo tramite il suo presidente che è Marcello Grussu. La cosa principale della rarefazione dell'aquila era la persecuzione diretta per rappresaglia, perché comunque faceva danni ai bestiami. Questo è venuto molto meno, addirittura abbiamo molti esempi di pastori orgogliosi del fatto che le aquile siano nel loro territorio. Un altro fattore molto importante è il cambio di abitudini. Se prima l'aquila si nutriva prevalentemente delle prede che catturava direttamente, adesso spesso e volentieri si nutre anche delle carogne che trova sul terreno. Ecco, restano dei pericoli naturalmente ancora. Beh sì, ancora la rappresaglia diretta, c'è ancora qualcuno che spara alle aquile comunque, l'utilizzo del veleno per i cani randaggi che in alcune zone dell'isola sono una piaga, ma anche il disturbo sia da parte dell'escursionismo estremo, ma anche dalla fotografia naturalistica che spesso viene effettuata nei nidi senza tener conto dell'etica e del rispetto per l'animale.